Un veneziano a Roma, spalla a spalla con Pierluigi Bersani, osservatore privilegiato delle dinamiche della politica, Davide Zoggia, che torna a Venezia, la provincia di cui è stato a lungo presidente, e racconta come nel Partito Democratico la febbre da primarie sta contagiando forse troppe persone. In effetti le candidature finora annunciate sono un po' troppe, c'è quella del segretario nazionale che ovviamente è la candidatura a cui stiamo lavorando, ci sono altre autorevoli candidature, tuttavia l'Assemblea del 6 nazionale del partito avrà il compito anche di fissare un attimo le regole. Insomma, serve un freno ai nomi dei candidati. Qualche limite, ma non tanto per impedire a qualcuno di partecipare, ma per ricordare a tutti che stiamo parlando del candidato Presidente del Consiglio e non del segretario del partito. Primarie discese in campo come quelle di Laura Puppato, criticata da più parti, soprattutto nel PD veneziano, ed anche a Roma la novità è stata digerita male. Se si decide di candidarsi, credo che prima bisogna parlarne col segretario nazionale e anche col gruppo dirigente del Veneto. Candidarsi con un'intervista è quantomeno singolare. Il caso rimborsi dei consigli regionali è una patata bollente che rischia di scottare una volta di più la politica già sull'orlo del precipizio. Ieri la conferenza delle regioni ha annunciato tagli su tagli, ma secondo Zoggia serviranno fatti concreti. Qui non si tratta di dimezzare, qui si tratta proprio di fare un intervento alla radice per modificare le regole del finanziamento ai gruppi consigliari. Credo che soprattutto in questo momento la politica debba dare segni di sobrietà. Intanto, per risollevare la politica veneta, Giancarlo Galan chiama a raccolta Tosi, Cacciari e Variati. Forse nel momento in cui poteva davvero fare qualcosa e quindi costruire in Veneto, diciamo, un'alternativa al leghismo, si è tirato indietro. Diciamo che sulla credibilità di queste iniziative di Galan io avrei seri dubbi.